te ti sta divertendo un po' troppo, frate. Fermi così. Gioire, vai più a destra. Giovanni, trattieni il fiato. Ok, ora siamo pronti per fare la foto per i social. Alberto, sei più vanitoso di una modella di Victoria's Secret. Mamma mia, Gio, dai, però alla fine il pubblico ci vuole belli. Alberto, basta, posa il telefono, dobbiamo andare a fare la puntata. Andiamo ragazzi. In estate si sa, gli sport all'aria aperta sono sempre ben accetti e li fanno tutti, ma ci sono le nuove mode e le nuove tendenze, tra le quali canoa e la tavola da SUP. Noi siamo ad Aci Trezza con un mare piatto proprio per andare a intervistare chi sceglie di fare o canoa o SUP e anche da lontano qualche pedalò. Andiamo a chiederlo a questi avventurieri. Avvistato un SUP in lontananza, i nuovi sport dell'estate. Due ragazze indisturbate, proviamo a disturbarle. Buongiorno. Antenna Sicilia e Telecolor. Per voi, cioè siamo usciti per voi ragazze. Certo, addirittura parliamo degli sport, cioè gli sport a mare, quelli particolari, come il SUP. Venga, si agganci. Ah, così, la tengo, si agganci. I nuovi sport che si fanno al mare, come ad esempio il SUP. L'esperienza del SUP è un'esperienza meravigliosa? Sì, fantastica, assolutamente, divertentissima e da fare in compagnia ma anche da solo. Questa emozione di stare a pelo sull'acqua. Sì, ti puoi buttare, ti diverti, poi noi ci spostiamo, andiamo da Aci Castella, da Aci Trezza, è bellissimo. Tra gli sport estivi la canoa non può mancare mai. Sì, la canoa è piacevolissima, specialmente quando il mare è così piatto, calmo, rilassante, non si fa fatica anche se la giornata è molto calda. È anche facile da fare. Sì, molto, ci vuole un po' di pratica, un po' di coraggio, cadere tante volte, però ti diverti. E poi ti abbronzi. Sì, anche molto. Bronzatura compresa anche per chi la prende a scrocco. Certo, io quando lei pagaia mi metto così e mi prendo il sole. Vai a scrocco, diciamo. Certo. Lei fatica E io... e tu prendi il sole. Certo. Lei col SUP! È la nostra eroina, venga! Come no? Deve fare un'intervista per Antenna Sicilia. No, sta scappando. Ma come? Inseguiamola! Vai! Forza signor Santo, all'inseguimento, andiamo! Pam 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 pam. E poi è uno sport anche che aiuta il fisico, no? A mantenersi con un certo fisico estivo. Sì, beh, non è il mio caso, però vabbè, se la facessi ogni giorno aiuterebbe. Adesso fatta così una settimana l'anno, più di tanto non può fare miracoli, però... Però uno intanto ci prova, sta bene, si sta anche in contatto col mare. Sì, certo. Inseguiamo la signora col SUP. Buongiorno, venga. Come no? Io gliela faccio lo stesso da lontano. Lei è in vacanza? Sì, sono in vacanza. Oggi è l'ultimo giorno, stasera ho l'aereo e ho fatto una settimanella in Sicilia molto bella, itinerante diciamo. Ha visto un po' tutto. Beh, in una settimana ho visto parecchie cose, insomma, via. Quindi dovrà ritornare in Sicilia. Beh, sicuramente, perché una settimana sola non basta per... E noi la ritroveremo qui in canoa l'anno prossimo per farle un'altra intervista. Senta, un saluto agli amici di Playa Bonita. Un saluto a tutti e auguri, buone vacanze a chi è in vacanza e buon lavoro a chi sfortunatamente è al lavoro. Allora ragazzi, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao a tutti! Buon estate e buon... Divertimento con i SUP. Il 20° compleanno è un traguardo importante. Per un buon compleanno che si rispetti bisogna festeggiare al meglio. Per questo il 100° ha organizzato un gioco, o meglio una sfida: indovinare quanto pesa la loro shopper per poi vincerla ed avere comodamente a casa la busta del 100°. Andiamo a giocare!
In occasione del 20° anniversario del centesimo stiamo facendo questo gioco. Se indovini il peso esatto di questa busta, vincerai la shopper targata centesimo. A te. Puoi iniziare a pesare. Ok. Il centesimo compie 20 anni di attività e in occasione di questo anniversario importante stiamo facendo questo gioco e se lei indovina quanto pesa questa busta, vince la shopper. A lei. Ti dico 1,5 kg, 2 kg. Ha indovinato, ma qual è quello dei due? Aspetta. Entrambe le hai dette, uno giusto, qual è? 1,5 kg o 2? 1,5 kg. Le diamo 2 tentativi. Posso toccare? Certo, può anche guardare cosa c'è dentro, magari. Perfetto. La può aiutare per capire meglio. 700. Quindi meno di 1 chilo per lei? Sì, meno di 1 chilo. Purtroppo no. No. Le do un'altra chance, è poco più di 1 chilo. 1,1 kg. Ecco, shopper del centesimo che ringraziamo e salutiamo anche. Ringraziamo e salutiamo. Un saluto. Grazie. Grazie. Se indovinate quanto pesa questa busta, vincete la shopper. Cominciamo con lei. Secondo lei quanto pesa? La deve tenere se no cade. Pesa massimo 20. Quanto? 20 metri. 20. Io direi 1,8. 1,8, secondo tentativo. Ah, ci sono più tentativi. Le do 2 tentativi, però ci è andata vicina. Allora 1,5. Ha indovinato. Il secondo tentativo era quello fortunato. 20 cosa? 20 kg? 20 kg, esatto, una cosa. 20 kg. Per lei quanto pesa? 8. 8 kg. Questa è per lei una shopper firmata centesimo che ringraziamo e salutiamo anche Playa Bonita. Ok, grazie, buona bonita. Buona stagione. Grazie. Vi buona vedo estate. sempre qua, se non sempre ma spesso. Grazie. Può mettere la spesa direttamente all'interno della shop. Grazie, tutto gratis, va bene, grazie. Salutiamo gli amici di Playa Bonita Ciao. e ringraziamo il centesimo. Grazie, centesimo. Siamo tutti convinti del nostro nome e se potessimo scegliere, che nome sceglieremmo? Adesso lo andiamo a chiedere in giro. Come ti chiami? Elisa. E invece che nome avresti scelto se avessi potuto tu? Molto probabilmente Alice. Bello. Sì. Perché? No, non mi piace in generale come nome. C'è qualcuno che si chiama Alice a casa tua? No. Nessuno, quindi lo volevi tu. Sì. Elisabetta, Elisa invece? Elisa è anche bello come nome, quindi non mi cambia. Però se potessi meglio Alice. No, tutte e due mi piacciono allo stesso livello. Allora ti chiami Alice e Elisa. Sì. Come ti chiami e che nome avresti voluto? Mi chiamo Gioele, però avrei voluto come nome Paolo, che tra l'altro lui si chiama Paolo, il mio amico, quindi avrei voluto il suo nome perché secondo me è molto tipo nobile, cioè è figo Paolo. Perché Gioele... Paolo è bello Carlo. Carlo secondo me spacca, perché sono nomi tipo un po' più eleganti. Tipo imperatore, Carlo. Capito? Sono nomi più eleganti. Invece... Ormai dinne un altro. Un altro nome. Carlo, Paolo. Antonio. Perché? Mi piace Antonio. Qual è il nome più bello secondo te, femminile e quello maschile? Allora, femminile. Allora, molto probabilmente sempre Alice. E invece maschile Marco. E invece un nome da malessere femminile e un nome da malessere maschile. Femminile Jennifer. Ok, dici perché Jennifer? Non lo so, mi sa molto di persona comunque estroversa e comunque molto... Un malessere maschile. Kevin. Come ti chiami? Kevin. Ma se tu avessi potuto scegliere un nome, quale avresti scelto? Ma io sempre Kevin, perché è un nome particolare. Ti piace Kevin? Esatto, è un nome che mi piace, perché tutti quanti si chiamano, come dico, nomi italiani, classici. A me il mio nome è straniero. Cioè una volta, tipo 15-20 anni fa, era difficile trovare uno che si chiama Kevin.
perché tutti quanti siamo sempre nello stesso modo, Matteo, Mario, Alessandro, cioè hanno tutti gli stessi nomi, Gabriele. Io ho tutti gli amici che si chiamano Gabriele, io ho qualche 20 contatti, tutti con sapere di Gabriele, io ogni volta che devo chiamare un Gabriele per sbaglio ne chiamo un altro. Gioele comunque ti piace? Gioele sì, però nessuno mi chiama Gioele, mi chiamano tutti Lele. Quindi in realtà non me lo godo troppo il mio nome. Allora sei Lele ormai. Sì, sono Lele, praticamente. Lele sì. spero che ti piaccia. Lele sì, mi piace. Ok, quindi Paolo come primo nome. Paolo, Carlo e Antonio. Era una domanda a cui era già preparato, no? Hai risposto subito Paolo. Sì, perché sì, a parte perché c'è lui, quindi ce l'ho abbastanza in mente, e poi perché mi piace molto il suo nome, quindi sì, ce l'avevo diciamo pronta come domanda. Invece Kevin, ci sei solo tu? Esatto, ci sono solo io, sono a posto. Io nella mia vita ho conosciuto forse altri 2 Kevin e basta. Qual è secondo te il nome più bello maschile e quello femminile? Allora, più bello maschile secondo me è Gabriel. Io prima ho detto Gabriele, che è un nome molto usato. Leviamo lei. Esatto, leviamo lei Gabriel perché è sempre tra virgolette un nome straniero, si può dire forse, sì. Ed è un nome bello. Cioè io in futuro quando avrò un figlio mi piacerà chiamarlo così, perché è un nome particolare. Mentre femminile? Iris. Bello Iris. Sì, sono nomi particolari. A me non piacciono i nomi italiani. Cioè a me piacciono nomi così. Forse appunto la cosa deriva perché mi chiamo Kevin. Mandiamo un messaggio a chi ci sta guardando e un saluto a Playa Bonita. Vabbè, a play? Playa Bonita. Ok. Allora, ciao a tutti, vi auguro una bellissima giornata e mandiamo un saluto a Play Bonito. Ciao! Ciao. E invece un nome malessere maschile e femminile, ce lo dici? Maschile Emilio. Emilio. Io ho un amico che si chiama Emilio. Ciao Emilio, ti mando un saluto, lui è il capo dei malesseri. Come lui non c'è nessuno. E femminile? Femminile, aspetta, qua ci devo pensare. Alessandra. Anche Alessandra è una malessera. Una fortissima malessera. Ciao Alessandra, ti mando un saluto. E anche a Playa Bonita. Anche a Playa Bonita mando un saluto. Grazie, bello. Ok, mandiamo sempre un messaggio a Playa Bonita a chi ci sta guardando e anche un messaggio. Godetevi i vostri cari, ragazzi. Un saluto. Ciao amici carissimi di Playa Bonita, siamo sempre qui in spiaggia, c'è caldo, il sole e il mare, ma i nostri capelli durante l'estate come stanno? Andiamo un po' in giro a domandare a qualche bella donzella dalla lunga chioma qualche informazione in merito ai nostri capelli e se darà la risposta esatta vincerà un bel premio. Andiamo. Credi che esistano davvero questi shampoo miracolosi di cui tutti parlano per riparare le doppie punte? Sì, dai. Sì o no? Riparare le doppie punte, Ioli, sì. Quindi esistono questi shampoo per sistemare le doppie punte? Shampoo, non olio? Sì, esistono. Forse, non lo so. No! Non esistono. Non esistono, perché per riparare... non esistono, sono gli oli che sistemano le doppie punte. Sono gli oli. Quindi shampoo per riparare le doppie punte? No. Non esiste. E quindi la ragazza dice giustamente per riparare le doppie punte esistono degli oli, probabilmente anche bisogna tagliare questi capelli? Sì, fare una spuntatina. Ma secondo lei signora esistono i fatidici shampoo per le doppie punte, anzi anti-doppie punte? Immagino di sì, certo che esistono. E quindi crede che per riparare queste doppie punte si utilizzino questi shampoo? Assolutamente sì, ci sarà qualcosa di utile, anzi c'è di sicuro, però non ti darò le marche ovviamente, no? Vuoi la marca? Vediamo. No, dai, non te la posso dare. Sto scherzando signora, però purtroppo non esistono degli shampoo che sono miracolosi e vanno a riparare le nostre doppie punte. Assolutamente, magari aiutano un pochino, ma proprio farle cadere, farli rinascere come nuove. Si passa al taglio e a tanto altro. Il taglio è la soluzione per le doppie punte. Secondo te tagliare i capelli li fa crescere più velocemente? Se tagliati regolarmente ogni 2-3 mesi sì, tagliarli troppo spesso no, perché sennò non c'è il tempo della ricrescita. E fare tante volte lo shampoo fa male ai capelli? Ogni giorno sì. Io lo faccio ad esempio quasi ogni giorno per via del lavoro, sì, ma non lo shampoo, quello che poi ne concerne la routine, il phon, la piastra. Però signora, lei è stata bravissima, ha voluto partecipare, giocare con noi e io la ringrazio. Ma mandiamo un saluto a Playa Bonita? Sì, ciao Playa Bonita.
Grazie. Ciao, posso salutare mio figlio? Certo, signora. Ciao Emma. Ciao Emma. Allora, una risposta giusta, cioè questa, come hanno consigliato. Giusto, corretto, infatti lo shampoo fa male se fatto tutti i giorni in base anche al phon, quello che utilizziamo. Però i capelli non crescono velocemente se tagliati. E infatti cavolacci, però grazie per aver giocato con noi e qualora voleste andare a fare un bellissimo trattamento super adatto ai capelli, ricostruente e tutto, abbiamo il nostro Giuseppe Ruvolo Hair Design. Grazie a voi. Ciao, Grazie. Bonita. Ciao, Playa Bonita. Ma niente shampoo e quindi ha risposto correttamente e vince un trattamento del nostro Giuseppe Ruvolo in Corso Italia targato che era Stilk. Quindi complimenti, devi conservare questo voucher perché sennò Giuseppe non fa niente, altro che doppie punte, forse ti rasa a 0. Ma io le ho. Le doppie punte. Giuseppe ora risolve tutti i problemi. Guarda, io sono riccia, non li faccio toccare da nessuno i capelli, lui è stato bravissimo. 3, 2, 1. Allora, però aspetta, ti porti anche lui, tutte e due niente, Michael. amici di Playa Bonita, si sa, in estate la movida è alla base delle uscite, ma la domanda che nasce spontanea è: dopo le serate, che si fa? Dove si va? Si fa ancora il bagno a mare? Il bagno quello dell'alba? Insomma, andiamo a chiederlo. In estate la serata non può mancare, ma che succede dopo la serata? Che si fa? Si va a mangiare, si va a parlare insieme, si ascolta un po' di musica, dipende. Allora lui non voleva farsi intervistare, vieni da questo lato, da questo lato, cioè noi sfiguriamo però, hai capito? Io non la levo la maglietta, io ve lo dico, io non la levo la maglietta. Tu non sei per il fisico perfetto. No. Non sei c'ho per il fisico perfetto. Per il fisico rilassato. C'ho la panza io, quindi... Ma come si continua la serata? Cioè il dopo serata, che si fa? Si fa il bagno a mare. Solo il bagno a mare? Certo, che vuoi fare? Si va a mangiare, casomai. Si va a mangiare pure. Dolce o salato? Salato sempre. Quindi si continua ad ascoltare musica, ma soprattutto tu hai detto si va a mangiare. Sì, decisamente. Secondo me mangiare dopo una serata è la cosa migliore che possa esistere. Quindi tipo alle 5 del mattino? Sì. Quindi si fa colazione? Sì, mettiamola così, colazione. Senti, ma dopo serata che si fa? Al Mac, un grill. Il Mac? Fame chimica. Ah, ecco, fame... Vabbè, oppure si schimica. Oppure si schimica, però il Mac ci sta. Il Mac ci sta. Dolce o salato? Salato. Tutta la vita? Tutto il tempo, salato. E si mangia in spiaggia? Sì, sarebbe bellissimo. Cioè ragazzi, abbiamo costruito un dopo serata perfetto praticamente. Sì, direi proprio di sì. 10 su 10. Questo è il dopo serata di... Come ti chiami? Leandra. Di Leandra. Senti, oppure, a parte andare a mangiare, cosa può succedere dopo una serata? Speriamo che vada bene. Ah, ecco, frase tecnica, speriamo che vada bene. Questo dice tutto e non dice niente. Salato sempre. Salato. E il bagno a mare che si fa da soli o con gli amici? Con gli amici. In gruppo. Se no non c'è bello. Certo, assolutamente. Fino a che ora? Fino all'alba. Magari anche oltre. Anche oltre, quindi tanto vale che si resta in spiaggia per l'indomani, così già siamo pronti. Certo, ovvio. Ok, quindi è andata sempre bene. Sempre no, però una buona percentuale sì. Buono. Senti, sei d'accordo? Ma io onestamente, siccome domani lavoro, quindi posto serata, io direi andare a dormire. Bello, tranquillo. Siccome è in macchina con me mi sa che rimane qua. Ok, vabbè, allora niente. Quindi magari tu ti fai un posto serata in spiaggia. Sì. Chi lo sa, magari va bene. Speriamo. Senti Leandra, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao Playa Bonita, un saluto. Senti, con questo dopo serata un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ragazzi, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao a tutti e guardate sempre Playa Bonita. Ciao Playa Bonita.
Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online in pochi e semplici passaggi. Vediamo chi supera la prova. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online. Non dire sì e no in 1 minuto e mezzo e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Va bene. Come ti chiami? Luca. Luca. Buonasera. Però è scritto Gianluca. No, solo Luca. Hai perso. No, solo Luca. Non l'hai detto? Mai detto. Mai detto? Mai. Sei fidanzato Luca? Probabilmente. Con chi? Con una ragazza. Una ragazza. Una. Alessia. Sbagli. Chi è? Non lo posso dire. Non la vuoi salutare? Meglio... Di no. Esatto. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online in pochi semplici passaggi. In 1 minuto e mezzo non dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains. Va bene? Ok. Come ti chiami? Andres. Andres? Andres. Non sei italiano? No, colombiano. Hai perso. Dove? Hai perso. Non ho capito. Hai perso. Se no! Saluta Anonimo. Ciao Anonimo. Anonima. Anonima. In questo caso, no? Giusto. Non si può dire forse. Perché? Si può dire? Boh. Che fai nella vita? Lavoro. Vero? Vero. Dove? Pescheria. Di Catania. Riposto. Riposto? Esatto. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online. Non dire sì e no in 1 minuto e mezzo e vinci un abbonamento con Flazio Domains. Ok. Ok. Bene, come ti chiami? Ornella. Chiara. Nella? Ornella. Bello. Bellissimo. Ti piace? A me sì. No, a me. E a te Chiara piace? Un sacco. Che? Perché me l'ha data mia mamma e ci sta col cognome soprattutto. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Ok. Come ti chiami? Marisol. Marison. Marisol. Ah, Sol? Sol. Maria Sole. No, Marisol. Hai perso. Lontano. Un po'. Un po' lontano. Un pochettino. Dov'è? Giarre. Riposto. Quelle riposto. zone lì. Esatto. Contaghello. Riposto. E dov'è? Proprio a riposto. Lontano. Poco. Poco? Pochino. Vabbè, hai vinto, a posto. In realtà hai perso. Perché? Hai perso all'inizio. Ho detto non. Vabbè, continuiamo. Sei fidanzata Marisol? Ma quando mai? Mai, quindi? Mai. Oggi no. Completamente. Tra un mese ti vedi fidanzata? No. Ora non tanto, mi sono abbronzata. Sei chiara. Gli occhi. Sono scura oggi. Gli occhi. Gli occhi un po'. Bionda. Bionda finta. Perché finta? Di? E mi sono decolorata. Ogni anno lo fai? Ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi? Sì. No, cazzo! Vamos! Tra 1 anno però sì. No, Meno. veramente. Mi ci vedi tu a me fidanzata? Ci vedi a me? Sì, Salutiamo Playa Bonita. Ciao Playa Bonita. Bravo. Buona serata, grazie. Combattiamo il caldo. Sempre. Un saluto a Playa Bonita. Un bacio. Un'isola che ti entra dentro e non ti lascia più. Oggi abbiamo raccontato la Sicilia attraverso i vostri occhi, i vostri accenti, le vostre speranze. Playa Bonita rimane in giro, con un microfono in mano e tanta voglia di ascoltarvi ancora. Alla prossima puntata.